Bomba dell'ultimo minuto. Il calciomercato si infiamma e un nome familiare è di nuovo all'ordine del giorno tra i giganti del calcio italiano. Dopo le trattative fallite in passato, il talentuoso attaccante inglese Mason Greenwood è riemerso come possibile rinforzo per Napoli e Milan. Restate con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa mossa che promette di scuotere la prossima finestra di trasferimenti. Ma prima lo sapete già, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia sul nostro calcio. E ora, via agli affari. Secondo quanto riportato dal portale Area Napoli, il Napoli aveva mostrato interesse per l'ingaggio di Mason Greenwood. Ma la trattativa non è andata avanti per questioni interne e strategiche del club. Tuttavia, il direttore sportivo Giovanni Manna ha mantenuto il giocatore nel suo radar, segnalando che l'interesse potrebbe riprendere presto. Allo stesso tempo, anche il Milan sta riconsiderando la possibilità di avere Greenwood nella propria rosa, rivalutando le condizioni per un eventuale investimento. La situazione dell'attaccante inglese, attualmente legato al Manchester United, sta attirando l'attenzione del mercato europeo e la concorrenza si preannuncia agguerrita. La prossima finestra di trasferimento sarà decisiva per determinare il futuro di Greenwood e la maglia che indosserà la prossima stagione. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Mason Greenwood sarebbe un buon acquisto per il Napoli o per il Milan? Quale club italiano sarebbe la destinazione ideale per l'attaccante inglese? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.